La libertà e la verità sono la parola di Dio, la testimonianza di Aldo Gastaldi, partigiano Bisagno, avviata la causa di beatificazione per il fondatore della divisione Cichero. Domani, a distanza di oltre 50 anni dall'ultima volta l'Arca della Trinità e il Crocifisso del Maragliano tornano in processione, concluso il restauro delle due opere custodite nell'oratorio di Lavagna. Domani al Santuario della Guardia a Genova la giornata di spiritualità per le famiglie liguri, al mattino la catechesi di Monsignor Tanasini, nel pomeriggio la messa presieduta dal Cardinale Bagnasco. Al via l'intervento di rifacimento delle palestrine di via Gastaldi a Chiavari per la spesa di quasi 340.000 euro verranno riqualificate dal punto di vista energetico e rese indipendenti. Apre lo sportello del Comitato Italiano Paralimpico nella sede INAIL di Chiavari, la pratica sportiva come aiuto per la riabilitazione di chi ha subito un incidente sul lavoro. Buongiorno a tutti e ben ritrovati a Tigullio oggi. Il cardinale Angelo Bagnasco ha dato il via alla causa di beatificazione e canonizzazione di Aldo Gastaldi, noto con il nome di Bisagno, primo partigiano d'Italia e medaglia d'oro della Resistenza. L'editto arcivescovile porta la data del 31 maggio e invita a far pervenire al Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Genova scritti e testimonianze legate alla vita di Bisagno. Nato a Genova il 17 settembre del 1921, morto nel 1945, Aldo Gastaldi diede vita nel 1943 al primo nucleo di quella che di lì a qualche mese sarebbe diventata la divisione Cichero. La sua testimonianza è viva ancora oggi. Sentiamo. Io penso che per la nostra diocesi oggi sia prima di tutto un grande momento di gioia e di grazia. Io ricordo nel 2009 le parole di Sua Eminenza, il cardinale Angelo Bagnasco, che nel corso di una prolusione ai giovani della diocesi definì la testimonianza cristiana un'esigenza del cuore. Per la mia famiglia portare alla luce la storia di Aldo, la vera storia di Aldo completa, è stato esattamente questo. Io penso che il patrimonio di spiritualità, la sua testimonianza forte, decisa, umile ma sempre irremovibile anche dinanzi a enormi difficoltà che ha dovuto affrontare nella sua vita, e il suo guardo sempre rivolto al cielo sono tesori che non potevamo tenere per noi. Ecco, tanti hanno potuto conoscere la storia di Aldo grazie al documentario Bisagno, lo splendido lavoro di Marco Gandolfo, a cui la mia famiglia ha partecipato direttamente e che l'Università Cattolica ha presentato nel 2015. In un momento storico in cui sembra che l'unico scopo sia quello di trovare un nemico o qualcuno di cui avere paura, che valore ha la testimonianza di Bisagno? Guardi, questa domanda non è facilissima, nel senso che guardi, il messaggio che Aldo oggi ci lascia credo sia semplicissimo, ma al contempo molto forte, come tutti i messaggi che lasciano persone che hanno seguito Gesù sino al dono della loro vita. Io sono convinto che Aldo, in un mondo che propone l'effimero e il passeggero quali alimenti quotidiani e gratuiti a tutti, sono convinto si rivolga ai giovani e non solo, testimoniando per chi e cosa valga la pena vivere, ma anche per chi, con la C maiuscola, vale la pena morire. Aldo ha vissuto un periodo tremendo dove il mondo era diviso da due ideologie che Giovanni Paolo II nel suo ultimo libro Memoria e Identità definisce le due grandi ideologie del male, nazismo e comunismo. Ci indica un criterio, Aldo, di discernimento assoluto tra bene e male che oggi manca proprio e che ha garantito a lui in prima persona di rimanere libero, e questo unico criterio è la parola di Dio. Io credo Aldo dica a tutti noi che tutte le libertà che non riconducono a Cristo sono pericolose false luci, e questo valeva ieri, vale ovviamente oggi e varrà sempre. E domani a Rovegno, dove è insediato il monumento in suo onore, si terrà la cerimonia commemorativa in onore e in ricordo di Bisagno a cura del Comitato Permanente della Resistenza della provincia di Genova. L'appuntamento è alle 10:30. Alle 10:45 l'inaugurazione dei lavori di restauro del monumento a Bisagno. Alle 11 la Santa Messa celebrata dal Vescovo Ausiliare di Genova, Monsignor Niccolò Anselmi. Seguirà il saluto del Sindaco di Rovegno e l'orazione commemorativa da parte del Sindaco di
di Genova, Marco Bucci. Telepace trasmetterà questa sera il video Aldo Gastaldi, storia di un giovane partigiano, con la testimonianza del nipote di Bisagno che avete appena sentito in questa intervista, i filmati d'epoca e letture tratte dall'opera di Elena Bono. La trasmissione inizierà attorno alle 21:50 al termine della nostra rubrica di cronaca diocesana Noi Chiesa. Ora andiamo sul sito Vatican News per leggere il contenuto del messaggio del Papa in occasione della giornata dei poveri. Leggiamo insieme: il Papa: non sono numeri ma persone cui andare incontro. La speranza dei poveri non sarà mai delusa, scrive Radio Vaticana. Le parole del Salmo danno il titolo al messaggio del Papa per la terza giornata mondiale dei poveri che il Pontefice stesso ha istituito al termine del Giubileo della Misericordia, che ricorre il 17 di novembre. Ne sono protagonisti uomini, donne, giovani, bambini, vittime delle nuove schiavitù che li rendono immigrati, orfani, senza tetto, emarginati. I poveri sono il frutto sempre più numeroso di una società dai forti squilibri sociali che costruisce muri e sbarra ingressi e che vorrebbe sbarazzarsi di loro, ma sono anche coloro che confidano nel Signore, e la Chiesa, come ciascun cristiano, è chiamata ad un impegno particolare nei loro confronti. Le famiglie si ritroveranno domani a Genova al santuario di Nostra Signora della Guardia per una giornata di spiritualità a cui parteciperanno tutte e 7 le diocesi della regione ecclesiastica ligure. L'appuntamento è alle 10:30 per l'accoglienza. Alle 11 il vescovo Alberto Tanasini proporrà una catechesi che offrirà alcuni spunti di approfondimento personale e di coppia. Seguirà l'esposizione dell'Eucaristia ed un tempo di riflessione personale e di dialogo appunto a coppie. Quindi la benedizione eucaristica. Dopo il pranzo le diocesi liguri si racconteranno in un momento di condivisione delle principali iniziative di pastorale familiare. Il cardinale Angelo Bagnasco presiederà la Santa Messa alle 15:30. Tutte le famiglie sono invitate a partecipare. Telepace sarà presente lungo tutto l'arco della giornata. Trasmetteremo in diretta la Santa Messa presieduta dal cardinale Bagnasco a partire dalle 15:30. La catechesi di Monsignor Alberto Tanasini sarà proposta in versione integrale domenica sera alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Dopo oltre 50 anni dall'ultima volta saranno l'Arca Processionale della Santissima Trinità e il Crocifisso, opere dello scultore Anton Maria Maragliano, a guidare la solenne processione per le vie di Lavagna in occasione della Festa della Trinità. Le due opere sono state oggetto di un accurato e profondo lavoro di restauro. Ieri la benedizione del Vescovo al termine della celebrazione eucaristica presieduta nell'oratorio lavagnese. In questi giorni cerchiamo un po' più assiduamente di portare il nostro pensiero a Dio, di elevarci a Lui, di scoprire il grande dono che ci è stato fatto dal Signore Gesù, che ci ha rivelato il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Guardare ad un'opera d'arte come il Crocifisso e l'Arca Processionale del Maragliano, restituiti al loro antico splendore, per elevare il pensiero a Dio e al mistero della Trinità, sull'esempio di Sant'Antonio da Padova. È l'invito che Monsignor Tanasini ha rivolto ai fedeli di Lavagna in questi giorni in festa per la fine dei restauri di due delle opere più preziose custodite all'interno dell'oratorio, la Cassa Processionale della Santissima Trinità e il maestoso Crocifisso, entrambe opere realizzate da Anton Maria Maragliano. La conoscenza dell'uomo, ha spiegato il Vescovo nell'omelia, non può non passare attraverso la Trinità. La vera conoscenza dell'uomo non è una conoscenza orizzontale, non è la conoscenza semplicemente delle scienze, ma una conoscenza alta che raggiunge davvero il vertice del mistero di Dio. Al termine della celebrazione eucaristica presieduta in oratorio, il Vescovo ha benedetto le due opere il cui restauro è stato poi illustrato a cittadini e alle autorità presenti. Una festa, quella della comunità lavagnese, che culminerà domani con la solenne processione, dove dopo oltre 50 anni, dal 1963, la Cassa e il Crocifisso saranno portati a spalla dai fedeli. Vi sarà anche 4 grandiosi crocifissi come nella tradizione delle confraternite del nostro oratorio. Quest'anno parteciperà anche il Crocifisso nero di Santo Stefano del Ponte, grazie a una deroga del nostro vescovo, perché proprio per sancire anche l'alleanza e
la comunione che esiste fra le confraternite del territorio. Un restauro lungo e complesso realizzato grazie alla generosità dei fedeli, dei confratelli e il contributo della Compagnia di San Paolo e che ha riportato i due manufatti all'antico splendore con materiali e colori originali. L'intervento è stato impegnativo, è stato lungo perché è iniziato l'anno scorso a luglio e si conclude oggi con questa grande festa. Oggi più che altro la presentazione, la festa vera e propria sarà quella di sabato. È iniziato il pellegrinaggio diocesano in Terra Santa. La prima tappa che i pellegrini hanno vissuto è stata quella di Nazareth. E il primo momento di riflessione che è stato proposto ai fedeli che partecipano a questo pellegrinaggio diocesano è stato relativo al tema del desiderio. Ai pellegrini è stato chiesto appunto di riflettere su quale sia il desiderio che li anima nel viaggio e nella vita. Un secondo momento è stato poi al Monte Nebo, la cresta montuosa alta circa 800 metri in quella che è attualmente la Giordania occidentale. La vista dalla sua sommità permette di godere del panorama della Terra Santa e a settentrione una più limitata visuale della Valle del Giordano. Il Monte Nebo è un luogo di contemplazione silenziosa, da cui Mosè poté scorgere la terra promessa, la Terra Santa. In questo caso la riflessione che è stata proposta ai pellegrini è stata relativa all'ampiezza dello sguardo sulla realtà. Un quintale di cocaina è stato sequestrato nel porto di Genova. Siamo alla cronaca. L'operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato genovese e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura della Repubblica di Genova, con l'ausilio del personale dell'Agenzia delle Dogane. Il carico di stupefacente è stato sequestrato nel porto del VTE di Voltri all'interno di un container trasportato dalla nave MSC Nuria, battente bandiera panamense. La cocaina proveniva dal Sud America. Il container, adibito a cella frigo contenente generi alimentari, era destinato ad una società con sede nell'Interland milanese. Qui sono stati recuperati altri 2 kg della stessa sostanza stupefacente che erano assieme alla stessa partita di cibo ittico congelato. La sostanza stupefacente era contenuta in 2 borsoni nascosti tra i generi alimentari. L'attività di indagine della squadra mobile è volta a individuare la rotta internazionale seguita dallo stupefacente, gli acquirenti della cocaina ed il mercato di spaccio a cui era destinata la droga. Nei prossimi giorni verranno esaminati tutti gli scali marittimi compiuti dal cargo prima di attraccare al porto genovese, in particolare le soste nei paesi sudamericani, per individuare il porto di partenza della cocaina. Inoltre, con l'ausilio della squadra mobile di Milano, è sotto la lente di ingrandimento l'area. Non si può infatti escludere che la destinazione finale della cocaina fosse proprio la piazza milanese. L'ex sindaco di Chiavari, Roberto Levaggi, chiede la rettifica di quanto affermato dal sindaco di Capua ieri al termine dell'incontro con il comitato di cittadini che si è costituito in via Trieste per contrastare il progetto di realizzazione di una palazzina nell'area Italgas. Non è assolutamente vero che i palazzi sarebbero stati costruiti anche con l'approvazione del PUC di Levaggi. Con il PUC Levaggi, si legge oggi in una nota firmata dall'ex primo cittadino, nell'area ex Italgas erano previsti parcheggi e aree verdi con una volumetria inferiore rispetto a quella prospettata. Sono pronto, afferma Levaggi, a provare con documentazione quanto detto per amore di verità e per non subire rappresentazioni distorte della realtà. L'amministrazione, che dice di essere contraria al progetto a parole, secondo noi, scrive ancora Levaggi, poteva esserlo a fatti approvando il PUC che scongiurava il pericolo. Hanno preso il via i lavori di sistemazione e manutenzione del centro sportivo di via Gastaldi a Chiavari. Gli spazi, attigui al campo sportivo comunale, sono sede di diverse società sportive. Si tratta di un intervento generale di riqualificazione e miglioramento dell'impianto con interventi che prevedono, oltre alla sostituzione totale della copertura e di tutti gli infissi, la redistribuzione degli spazi interni delle singole attività e la realizzazione di una nuova impiantistica. Il costo dell'intervento è circa 340.000 euro. Vediamo. Cosa verrà fatto? Allora, verrà fatto un intervento abbastanza radicale che prevede alcune fasi. Una fase sull'involucro dell'immobile, quindi l'involucro dell'immobile verrà adeguato a secondo la normativa, verrà modificata la tipologia di copertura e verranno inseriti tutti quegli adeguamenti energetici che attualmente ci permettono di poter dire che un immobile viene
adeguato da un punto di vista energetico. All'interno verranno invece poi modificati tutta la distribuzione, andando a creare per ogni tipologia di palestra, perché poi le chiamiamo palestrine, ma sono 4 palestre. Verranno dotate di un accesso indipendente, di servizi indipendenti e di una impiantistica per riscaldamento e quant'altro indipendente. Si è chiesto un sacrificio alle società sportive, ma ritroveranno spazi rinnovati quando è previsto il loro rientro. Anche questo, i tempi potrebbe, se dovesse andare tutto bene, traguardare la fine dell'anno, l'inizio dell'anno prossimo. Nel frattempo si è individuato anche una serie di soluzioni, diciamo tampone, per raggiungere questo obiettivo, anche nell'interesse ma soprattutto nella soddisfazione delle società che oggi occupano le palestre, in quanto avranno veramente uno spazio funzionale che darà una risposta ai cittadini chiavaresi, che anche per gli sport minori ovviamente sono attenti e giustamente ritengono che non siano minori come vengono normalmente chiamati. Scatta da lunedì 17 giugno l'orario estivo per gli autobus di ATP. L'azienda, con una nota, comunica che il servizio non sarà depotenziato come avveniva in passato per i mesi estivi, ma prevederà viceversa un incremento di corse per alcune tratte considerate importanti sotto il profilo turistico. Secondo quanto riferito da Roberto Rolandelli, direttore di servizio di ATP, il numero complessivo di chilometri percorsi dagli autobus sarà superiore a quello del 2018. In particolare la linea 82, che collega Portofino, sarà rafforzata a partire dal 1° luglio. Sarà potenziata anche la linea 98 Casarza Santa Margherita Ligure alla domenica. La novità più importante però è che saranno create 2 nuove linee, la 45 e la 45N, tra Casarza, Chiavari e Sestri Levante attraverso Riva Trigoso. La partenza sarà da Chiavari, ma la linea collegherà la frazione di Battilana a Casarza con Riva, prima di riprendere a Sestri Levante il percorso consueto. In questo modo Casarza Ligure e Riva saranno collegate, cosa che non avveniva in passato. Il servizio prevede 8 corse feriali per la linea 45 e 7 per la 45N. Ma anche 4 corse domenicali e festive con un prolungamento di orario anche notturno. ATP conferma inoltre il servizio Chiamabus a Recco. Inoltre viene introdotto l'orario cadenzato sulla linea Casarza Riva Trigoso Chiavari. Questo significa che gli autobus partiranno ogni ora sempre allo stesso minuto. A partire da lunedì l'orario si potrà scaricare dal sito di ATP. Riaprirà domani a Chiavari la spiaggia per tutti, la spiaggia libera accessibile ai disabili e attigua al porto turistico. La gestione è stata affidata al Villaggio del Ragazzo e all'Anfas Tigullio Est Onlus. Sempre domani al pomeriggio, a partire dalle 16:30 sul lungo porto Don Giussani, il Comune di Chiavari organizza Famiglia in Festa, un momento di divertimento per i bambini e per le loro famiglie con animazione, giochi e merenda. Sarà l'occasione per presentare le attività legate al Centro Famiglia Tigullio e alla ludoteca comunale La Bacchetta Magica. La giornata è organizzata con la collaborazione dei servizi per l'infanzia, enti del terzo settore e associazioni di volontariato. Parteciperanno fra gli altri l'Istituto per il Baliatico, il Centro di Aiuto alla Vita di Chiavari, il Forum delle Associazioni Familiari del Tigullio. È una festa che abbiamo fatto anche gli anni scorsi, ma gli anni scorsi la facevamo in Piazza Mazzini. Quest'anno abbiamo pensato di farla sul lungomare, nel lungomare Giussani, perché contemporaneamente c'è anche l'apertura della spiaggia per tutti. Quindi diciamo che queste 2 cose possono in qualche modo viaggiare insieme. La festa è per i bambini, nasce dall'iniziativa che abbiamo con le famiglie nell'appartamento per le famiglie che è qua in Piazza Mazzini e vuole quest'anno allargarsi un po' di più. Nel senso che abbiamo lavorato per preparare questa festa non soltanto come comune, ma insieme a quelle associazioni che da un anno circa si riuniscono intorno a un tavolo per aiutarci a capire le esigenze attuali della famiglia. Quindi tutte associazioni che in qualche modo sono in contatto e lavorano con le famiglie. Abbiamo invitato tutti, lo spazio c'è, i giochi ci saranno,
ci sono dei laboratori per i bambini dove appunto potranno giocare, le associazioni avranno degli stand, dei piccoli stand dove dare eventualmente informazioni ai genitori che ne volessero sapere qualcosa di più, e concluderemo la festa con una bella merenda per tutti i bambini. Contemporaneamente, ripeto, c'è anche l'apertura della spiaggia e quindi vedremo in qualche modo se riusciamo a fare qualche cosa di comune. La cosa alla quale io invito tutti è proprio la partecipazione a queste feste dedicate a quei bambini che frequentando le nostre iniziative appartengono a delle famiglie per un motivo o per l'altro un pochino più fragili. Però queste fragilità si superano molto più facilmente se si è insieme ad altri. Poi i bambini sono tutti uguali e quindi se riescono a giocare tutti insieme sapendo di essere tutti uguali, questo aiuta molto tutte le cose che facciamo. Nella sede INAIL di Chiavari è stato aperto uno sportello del Comitato Italiano Paralimpico. L'intenzione è quella di promuovere l'attività sportiva come strumento di riabilitazione per chi ha subito un incidente di lavoro. Il nuovo sportello va ad implementare i servizi assistenziali di natura economica e psicologica già offerti dall'INAIL. Mettere al centro il lavoratore è l'obiettivo degli sportelli INAIL sul territorio. Da oggi la sede di Chiavari ha uno strumento in più per aiutare nella riabilitazione chi ha subito gravi infortuni, anche al di là dell'aspetto di risarcimento economico. L'Istituto praticamente ha messo al centro della sua attenzione il lavoratore in tutte le varie fasi. Tra queste fasi c'è anche quella di, oltre a quella assicurativa di dare appunto le prestazioni previste dalla legge, c'è tutta una serie di prestazioni che vanno anche dalla riabilitazione e anche al possibile reinserimento. È chiaro che nel momento in cui riusciamo ad avere un'attività congiunta con il CIP, no, che riguardano appunto le persone che hanno gravi handicap, tutto quello che possiamo dare come INAIL lo diamo. Il nuovo sportello del Comitato Italiano Paralimpico sarà aperto il secondo e il quarto giovedì del mese, dalle 10 alle 12. A gestirlo Marco Carbone, atleta paralimpico e presidente dell'associazione Noi Andiamo, che si occupa di promuovere l'integrazione di persone con disabilità. Io sono un assistito INAIL dal 97 e mi occupo di sociale perché sono anche il presidente di un'associazione importante sul territorio, quindi di sport da sempre. Quindi diciamo che probabilmente era la cosa giusta da fare, insomma, interloquire con gli assistiti per poterli stimolare e entusiasmare all'attività sportiva e avviare l'attività sportiva. La cosa più importante per riabilitare una persona che ha avuto un incidente sul lavoro, ma un incidente in generale, sia proprio la pratica dell'attività sportiva e quindi in qualche maniera dare la possibilità a queste persone, informandoli soprattutto sul tipo di attività che esistono sul territorio, è per noi una cosa importantissima. I consiglieri di minoranza del gruppo Territorio e Sviluppo a San Colombano Certennoli hanno presentato alcune istanze al sindaco Giovanni Solari. Con una interrogazione i consiglieri Claudio Solari, Sergio Vaccaro e Mirko Aste chiedono informazioni dettagliate sui lavori di allargamento della sezione di deflusso del tratto terminale del Rio Vignale a San Colombano. Le altre due sono interpellanze distinte per richiedere lo stato dell'iter progettuale per l'installazione di un impianto semaforico a Calvari sulla provinciale 225 al bivio con la strada per Romaggi e per sollecitare ancora una volta la città metropolitana di Genova per il ripristino di un vasto cedimento della carreggiata sulla provinciale 42 ed evitare un possibile isolamento parziale delle località a monte. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per gli aggiornamenti. Avvenire titola battaglie navali, Sea-Watch con 53 naufraghi rifiuta il porto sicuro di Tripoli, Salvini diffida e a Hormuz colpite due petroliere, due casi che naturalmente non sono collegati strettamente tra loro. Ora i sauditi accusano l'Iran, c'è tensione nel Golfo. Mari bollenti nel vicino Medio Oriente in guerra e nel Mediterraneo senza pace dei profughi di Libia. Sotto invece Mattarella, appello alle Camere, si riformi il CSM, la crisi è grave, c'è anche l'editoriale a firma di Paolo Borrometti, ma non tutto è nero sporco, tante toghe sono pulite e il presidio del Colle.
Il Papa, i poveri non sono scarti, a loro non si perdona nulla, neppure alla povertà, diamogli noi speranza. Giornata del 17 novembre, Francesco ricorda che la promozione degli ultimi non è esterna al Vangelo. E poi tutto è blu in sciopero, Bentivogli, il governo mortifica il lavoro, liste d'attesa lunga per la sanità, 20 milioni di italiani si pagano la sanità. Fondazione per la Speranza e bene della diocesi per i giovani di Cefalù. Andiamo a vedere nelle pagine interne di Avvenire, un laboratorio nel profondo sud, stop alla fuga dei giovani talenti, Cefalù, il vescovo marciante, come Chiesa vogliamo porre un segno di riscatto. Siamo sul secolo XIX che titola Scandalo CSM, mossa di Mattarella, nuove regole per voltare pagina, e poi le 2 petroliere colpite da siluri, gli Stati Uniti ora accusano l'Iran e un italiano su 3 si fa curare da medici privati, spesi 37 miliardi. Qua siamo con le immagini all'isola bellissima, la Palmaria, al largo di Portovenere, turistica o selvaggia, lite sul futuro della Palmaria. E facciamo anche un salto negli Stati Uniti, la polizia uccide afroamericano, re di guerriglia a Memphis, comunità nera in rivolta. E per passare poi a Rapallo, smaltimenti relitti, Rapallo, nuovo blitz negli uffici comunali, sotto inchiesta è il cantiere di Carrara che ha eseguito alcuni lavori di smaltimento. Ma siamo sul Levante, immobili Italgas, una colata di cemento, il comitato chiede garanzia al comune e il sindaco di Capua dice quel progetto non piace neppure a noi, pronti ad affrontare la questione chiedendo un parere legale. Questo è il rendering di ciò che potrebbe venire fuori da questa costruzione, ben 20 alloggi, 4 duplex, 6 locali uso pertinenziale, 21 posti auto pubblici e 2 posti auto per i disabili con 42 posti privati e 17 motocicli. Andiamo invece a Rapallo, c'è un progetto per l'affidamento della piscina alla Rapallo Nuoto, adesso o mai più spunta l'ipotesi Prorecco, la società di pallanuoto potrebbe sistemare la vasca di 50 metri le gradinate e utilizzare l'impianto per allenarsi anche per la Final 8 di Champions. Siamo gestori, dice Alessandro Martini, presidente della Rapallo Nuoto, quasi 50 anni e per questo abbiamo presentato un progetto finanziario che ora si attende se verrà accettato o meno. 4 studenti dell'Istituto Liceti di Rapallo, accompagnati dalla professoressa Carmen Vignolo, hanno recentemente partecipato a Futura l'Aquila 2019, fase nazionale del progetto Futura del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, organizzata nel capoluogo abruzzese, vincendo in entrambe le categorie in cui erano impegnati. Mattia Della Giacoma e Agnese Aceto della classe terza ALS, insieme ad Andrea Gatti della classe quarta BLS, sono stati impegnati nell'Hackathon Wise. Ha vinto il gruppo nel quale era presente Andrea Gatti. Carolina Marcenaro della classe terza CET è stata invece impegnata nel MoDe Regeneration Earth sui rischi e le opportunità delle principali aree del territorio nazionale a rischio sismico. Carolina è stata selezionata tra gli 8 migliori studenti e premiata come Best Moders. Sia Andrea Gatti che Carolina Marcenaro hanno vinto come premio un viaggio in Scandinavia, dove potranno continuare a sviluppare i rispettivi progetti. Per tutti gli altri aggiornamenti andiamo in redazione da Andrea Capitani. Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. Andiamo nel Tigullio occidentale perché sono iniziati nella giornata di ieri con la scarificazione i lavori sulla provinciale 227 per la riasfaltatura. L'intervento è portato avanti dalla città metropolitana di Genova, consiste nel ripristino definitivo del manto stradale dopo i lavori di posa e sistemazione dei sottoservizi, nel particolare la rete di fognatura e quella del gas. Il tratto interessato è quello che va dalla Cervara verso il tratto di strada ricostruita. Nel corso di questa mattina è stato necessario interrompere la circolazione veicolare solo per circa mezz'ora, questo per il rifacimento dell'asfalto dell'intera carreggiata. Il resto dell'intervento non comporterà altre chiusure, la viabilità sarà regolato a senso unico alternato dai movieri della ditta che sta operando. Sabato e domenica ci sarà una pausa nei lavori che riprenderanno ad inizio settimana e dovrebbero durare ancora un paio di giorni. È tutta per la linea. Grazie, terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi, la prossima andrà in onda alle 19:15, vi ricordo alle 21:10 l'appuntamento con la rubrica di cronaca diocesana Noi Chiesa. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.